Amici bellini, volevo farvi un augurio bellino. Guarda, è bellino. Dark, ovviamente dark perché troppo zucchero non fa bene. Allora, sono rimasto bloccato. È tornata la Serie A. Buona Pasqua a tutti. Domani Pasquetta importante perché Napoli-Milan pare che non sta succedendo niente visto che non si parla. E invece la partita è importante e domani andiamo anche live. Quindi datemi un attimo il tempo. Oggi cose familiari che bisogna fare, quindi non ho molto tempo per fare cose editate. Ma ci fanno sapere che insomma Politano deve fare un provino. Manca a X Factor, insomma, che non si sa se sta affaticato o no. Nel caso ci immaginiamo ovviamente Gutierrez a piede invertito, come ci ha detto Mazzocchi. Voi state seguendo tutte le cose perché non avete mollato. Mi sembra che non sia il momento di mollare, mentre tutta Italia continua a lottare contro. Laurentiis lo lascia andare. Vabbè, questo è un video che poteva finire tranquillamente su Calcio Fluido, dove parlo di tutte le altre squadre, però visto che non c'è niente di pregnante da mettere su Azzurro Fluido perché non ci sono notizie, un commentino su quello che è successo ieri, perché la serie è tornata come ce la ricordiamo, e cioè con decisioni arbitrali onestamente grigie e dubbie, ma non si sentono grandi polemiche perché sono squadre più piccole, però squadre più piccole che stabiliscono e determinano, perché il Cagliari diventa seriamente in crisi. Si parlava molto bene di Pisacane, ma sono troppe giornate che non fanno risultato e vanno pure avanti col Sassuolo. Questa è la cosa sfiziosa. Io avevo previsto un 1-1 e avevo previsto il gol di Seba Esposito. Questa è la giornata dove si faranno tutte le considerazioni su quelli che potevano essere i convocati dell'Italia e non lo sono stati. Segna Seba Esposito, non doveva essere un convocato, però era sfizioso il fatto che Pio sbaglia un rigore, Seba Esposito segna il rigore. E ci fanno anche notare contro un portiere balcanico, Pastore, sempre queste cose qua. Però quel rigore, nel momento in cui io lo vedo live, si vede poco, non si capisce, Schiffi lascia andare. Vedo il primo replay, si vede il tocco di mano, dico ok, Schiffi non l'ha visto, lo devono richiamare. Ma nel momento in cui lo richiamano si vede che il tocco di mano viene dopo la spinta, no, non lo spinge con la mano, ma è col ginocchio che Seba Esposito spinge la mano del difensore del Sassuolo, e che non può essere mai rigore. Se non l'ho fatta io l'intervento di mano, me l'hai portato tu a fare con il tocco. Capite perché poi è difficile, episodio grigio, non grigio, eccetera eccetera, che a me ha ricordato quello di Olivera con Lautaro, perché la mano gliela mette Lautaro sulla palla, Olivera la tocca la mano, ma quello per me non può mai essere rigore. Quindi, per coerenza, per come la vedo io, non poteva essere rigore questo qua. E la cosa assurda è che succede anche in Lazio-Parma, ma ci arriviamo, perché non abbiamo fretta, cioè io un po' di fretta ce l'ho però. Quindi il Cagliari va in vantaggio con Seba, però non reggono. C'è un gol io sono riuscito a prendere gol da Garcia al fantacalcio. Spiegatemi il perché, spiegatemi come si può fare. Comunque Garcia e Pinamonti, il solito discorso poi delle punte, eccetera eccetera. Ovviamente viene in mente tra Pinamonti, Piccoli, Lucca, tutti questi giocatori che nelle piccole squadre te li vai anche a prendere, però quando poi fanno il salto li devi aspettare in una grande squadra. Comunque bel gol di Pinamonti, e quindi il Sassuolo in grande tranquillità fa altri 3 punti e il Cagliari sta inguaiato. Adesso se la deve vedere con la Cremonese, indico lo specchio che indica la TV, perché c'è la Cremonese, il maestro Giampaolo già ne ha presi 2 dal maestro italiano e ci arriviamo. Intanto Verona-Fiorentina clamorosamente, e qua il discorso di forse la Fiorentina un pochino la testa anche all'Europa, ma non posso perché si devono salvare, ma si sono, credo, salvati con questa vittoria. Con rissa, mi suggerisce Valentina dal gruppo, botte da Orban, perché a un certo punto succede l'impossibile. E qua l'altro tema, segna Fagioli, e qui Fagioli non ce lo potevamo portare, ci faceva schifo a noi Fagioli.
Deve essere la giornata, perché il calcio è sempre così. Il calcio ti ripropone sempre delle cose uguali e contrarie e a distanza brevissima non devi tornare indietro con la memoria. Quindi segna Fagioli, una Fiorentina che XG bassissimo, il Verona aveva creato molte opportunità, ma non la sono riusciti a sfruttare, quindi nessun gol. E poi nel finale il gran nervosismo che sale, Suslov, che noi ce lo ricordiamo perché quell'entrata a piedi uniti brutta proprio, se la prende con un Gudmundsson che stava mezzo in barriera, mezzo no, che stava facendo, ma niente di che, stava per un calcio di punizione del Verona, lo aggredisce completamente, li metto in copertina entrambi, perché si strappano la maglietta tutti e due. Onestamente è molto più colpa di Suslov che lo attacca, e sappiamo anche il personaggio. Gudmundsson per non subire deve reagire, deve tirare anche lui. Botte incredibili, espulsione, ma la Fiorentina passa, quindi vero, l'abbiamo salutato già, non c'era bisogno di questa partita, ma lo salutiamo penso definitivamente. E poi si arriva al Lazio-Parma, dove onestamente io ho visto il primo tempo, poi un po' di abbiocco mi è venuto, e non me ne vogliate, nel senso che lo stesso Falco, tifoso della Lazio che io seguo e apprezzo moltissimo, dice solo i tifosi della Lazio si sono potuti vedere tutta la partita senza addormentarsi, credo che i tifosi neutrali, e infatti io non ce l'ho fatta. Era il momento proprio della pennichella per me. Però io non... è difficile, mi rendo conto, perché so cosa significa, posso immaginare, perché poi il paragone Lotito De Laurentiis negli anni è stato fatto, anche perché due proprietari italiani, sono pochi rimasti, eccetera, eccetera, e so cosa significa un presidente che magari non fa le cose che vorrebbe il tifoso. A noi, anche quando De Laurentiis non ha fatto quello che volevamo, alla fine ci è andata abbastanza bene, perché ricordiamo anche le annate dove abbiamo venduto giocatori importanti, però ne sono arrivati di altrettanti che hanno fatto il loro impatto con la squadra, il livello è salito, abbiamo addirittura vinto scudetti quando eravamo in contestazione, ricordiamocelo. Però io quindi mi rendo conto che di Sarri il tifoso non ne parla mai, però gli hanno fatto la domanda pure a Sarri, l'allenare la nazionale, eccetera, eccetera. Signori, Sarri non ci ha provato nemmeno a fare ad avere uno sguardo verso il futuro, a cambiare qualcosina. Sta lì in attesa, ha rinunciato a quel Sarri Ball che abbiamo visto e che abbiamo apprezzato al Napoli, perché non hanno quella forza, quella spinta, quella tecnica, quella velocità che aveva quel Napoli. Stanno semplicemente là, linee dritte, calcio posizionale, non pressano, lasciano anche l'iniziativa all'avversario, tant'è vero che nel primo tempo per me meglio il Parma, e meritavano anche il vantaggio che si sono presi. Qua Del Prato, una mischia, così la risolve lui. Però mi rendo conto, però vorrei che almeno un tifoso della Lazio, uno al mondo, mentre danno la colpa a Lotito che le ha tutte, che è insopportabile, che io, mamma mia, non resisterei un giorno con Lotito presidente della mia squadra. Però si può chiedere a Sarri di fare una cosa diversa, di provare qualcosa, sempre i cambi uomo su uomo, mai un cambio di modulo, mai un cambio di piano gara. Una scossa alla fine, una squadra che non ha niente da pretendere da questo campionato, secondo me pure potrebbe essere interessante. Invece quando guardi la Lazio sai che vedrai la stessa partita, se gli riescono le giocate ai giocatori che a volte hanno più voglia, a volte meno, ti può andare bene. Pedro non era in grande forma, Maldini, lo sapete. Dall'altra parte Isaksen è come Politano, è uguale, a volte è grande, molto efficace, a volte sembra inutile, e quindi molto mi dispiace, perché poi io l'avevo apprezzato Sarri come allenatore, un po' come uomo e lo tengo sempre d'occhio perché non mi piacque quello che fece, però secondo me si sta salvando da un giudizio, perché Lotito è più colpevole di tutto. E quindi però questa cosa qua, io so pochi, nessuno mi segue della Lazio, quindi nessuno mi dirà niente. Alla fine la riagguantano,
che era con Noslin in deviazione, quindi io avevo detto 1-0 Parma, ma finisce 1-1, quindi molto, molto, molto deprimente anche il finale di stagione senza nulla a pretendere della Lazio. E questo è successo. Adesso l'italiano sta conducendo per 2-0, io avevo detto finisce 2-0, Bernardeschi in Cambiasi. Invece Joao Mario, un terzino che nella Juve non aveva funzionato, ma nel Bologna fa il suo dovere, 2 assist di Miranda, e Rowe ha avuto un grande impatto sul campionato e sul Bologna. Bel giocatore, niente di straordinario, ma fa quello che deve fare come esterno sinistro. Rientra, c'ha il tiro, poi un pochino anche Audero responsabile forse su entrambi i gol. Ma questo è. Più tardi Pisa-Torino, a quelli che insomma mi interessa poco, ma stasera, se succede, perché io sarò fuori, un commentino a Inter-Roma, se succede qualcosa di pazzesco ve lo potete aspettare sull'altro canale. Io vi ringrazio, vi rinnovo gli auguri di buona Pasqua. A Pasquetta di solito piove, perché ha sempre piovuto a Pasquetta, ma questa volta noi non dobbiamo andare fuori porta per il Casatiello, ma dobbiamo andare allo stadio tutti a sostenere la squadra e a vedere quello che si può fare, perché va bene tutto, ma io non mollo. Il campionato mi interessa ancora. Secondo è meglio di terzo, primo è meglio, vabbè, però non dipende da noi. Ma secondo è meglio di terzo è meglio di quarto. E basta così. Da New York, Valero Fluido è tutto. Fatemi sapere se vi è uscito qualcosa amore, vuoi salutare? Saluto. Mamma mia, spettacolo. Faccio brutta figura. Ciao, tutto a posto. Vedi? Faccio brutta figura se lei sta tutta bella preparata. Ciao.